Così, spara. In marcia, marcia. Dritta. Comandante, saluto alla comunità italiana di Umago. Terra, Arbor, San Marco! Siamo all'interno del vecchio Mandracchio veneziano, alla nostra sinistra la città storica di Umago con il campanile, con il leone di San Marco che andremo a salutare tra breve. All'uscita del porto sulla destra vedrete il garofolino, cosiddetto garofolino bianco, che indica il posto in cui si è arenata la nave che trasportava la salma di San Marco da Alessandria d'Egitto a Venezia. Il destino ha voluto che i nostri popoli si unissero già all'epoca, perché grazie agli umaghesi le spoglie del nostro amatissimo San Marco furono salvate dai flutti del mare, per cui sono stati i cittadini di Umago che hanno permesso alla salma di San Marco di giungere incolume, perfettamente integra, a Venezia. È un grande giorno e noi ringraziamo le autorità croate che ci hanno permesso di sfilare oggi qua in pace per le due sponde dell'Adriatico, per questo grande sforzo dell'Unione Italiana di Fiume Capodistria che ha permesso questa manifestazione. Ringraziamo la Croazia moderna che ha permesso questa manifestazione e le autorità della città di Umago. E noi lo facciamo a modo nostro con un Viva San Marco! Comandante! Partera, Palmor, San Marco! Partera, Palmor, San Marco! Partera, Palmor. San Marco! Ora andiamo in Piazza Granda. Riga Sanca, compagnia, in marcia, marcia! Riga dritta, dritta!
infatti in Piazza Granda a Umago. Salutiamo gli amici croati che hanno permesso questa manifestazione storica. Ringraziamo la Croazia moderna e ringraziamo le autorità di questo Stato. Onori a Umago! Alto! Armi! Elettor! Or! Partera! Palmar! San Marco! Partera! Palmar! San Marco! Partera! Palmar! San Marco! Tiro di guerra! Incertabile prima! Dopo più di 200 anni di storia, da quando il maledetto Napoleone Bonaparte è venuto sulle nostre terre, l'infame Napoleone Bonaparte per distruggere la nostra gente e il nostro popolo. Umago, la grande Umago, con gli amici croati e gli amici dalmati, da sempre in buoni rapporti con Venezia. Per tanti secoli siamo stati amici tra veneziani, istriani e dalmati. E lo siamo ancora. Dopo gli eccidi brutali della Seconda Guerra Mondiale e dopo la guerra mondiale prima che l'hanno messo un contro quell'altro, noi siamo venuti qua in pace. Siamo venuti in pace per collaborare insieme alla Repubblica Croata. Go intervistare il presidente della Repubblica Croata, Ivo Josipovic. È un grande uomo di grande cultura, un dalmata, molto vicino alla nostra gente e alla sua gente. Questa visita simbolica è solo il preludio di tante amicizie future che possono nascere tra Venezia, l'Istria e tra l'Italia e la Croazia. Io lascio la parola alle autorità croate che oggi ci hanno ricevuto e alle autorità istriane che hanno voluto la nostra presenza. Abbiamo però qui la Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, e siamo molto fieri. Facciamo un applauso agli amici croati che sono qui in questo momento e che ci accolgono. Prima della cerimonia vi saluto al nostro amato Leone Serenissimo. Alto! Armi! Elettor! L'arma! Onori a León de San Marco! In preghiera! San Marco dei Prodi, il nostro vessillo vogliamo sul mare, il nostro vessillo vogliamo sul mare, cara Venezia, mia patria diletta, tu fosti regina possente sui mari, tu fosti regina possente sui mari,
speranze d'allora. Viva Venezia, e viva San Marco. San Marco! San Marco! Sia su naše obale ovo more nas spaja i ne razdvaja. Grazie amici, viva Venezia, viva Umago, viva l'Istria, viva l'Italia, viva la Croazia. Viva! Bandera! San Marco! Benvenuti a Umago, qua siamo davanti alla comunità degli italiani. Fulvio Tomizza, grande scrittore, poeta delle nostre genti di queste terre, Fulvio Tomizza, che la nostra comunità si fregia del suo nome, e se vediamo ancora più tardi, tutti assieme, e un saluto. Salve! Ave! Partera, formar! San Marco! Partera, formar! San Marco! ¡Stato di guerra! In cent'anni prima! Prende la parola un esponente del primo Veneto Real. Avvocato Renzo Fogliata. E ora se per noi altri è un onore e un'emozione particolare, perché ancora abbiamo un sogno di venire nell'Istria vostra, nell'Istria nostra, nell'Istria di San Marco, che ne unisse anche nella lingua, ne unisse nella storia, e quindi ne rende davvero particolarmente onorati, mi creda per noi altri ancora un evento da ricordare. Grazie. Bravi, bravi. Si è concretizzato un sogno. Abbiamo in Istria e Dalmazia circa 36.000 iscritti di lingua italiana, ma qui si parla prevalentemente la lingua istro-veneta. Altri, non si sa esattamente, 40-50.000 non sono ancora iscritti. Possiamo affermare, come ha detto Renzo Davidovic, 100.000 persone che parlano l'italiano tra l'Istria e la Dalmazia e soprattutto l'Istro-Veneto. Giusto? Oggi siamo accolti qui dal Presidente della Comunità degli Italiani di Umago, Pino De Grassi, autorevole esponente delle comunità nazionali italiane e istro-venete in Istria e Dalmazia. Abbiamo Presidente il primo reggimento Veneto Real, che è un gruppo storico molto importante che fa capo all'Associazione Culturale Raise Venete, Veneto Nostro. E quindi lascio a lei la parola di saluto per le nostre trasmissioni televisive. Bene, perfetto. Rinnovo il mio e il nostro benvenuto in qualità di Presidente della Comunità degli Italiani, che, ripeto, porta il nome di un grande scrittore, Fulvio Tomizza, nato in questa nostra zona, Matterada, vicino a Umago. Qui è una tabella marmorea dedicata a lui con la firma simbolica dei due presidenti Ciampi e Messici anni fa. Questa sede è la sede della Comunità degli Italiani, una delle cosiddette storiche, fondata nel primo dopoguerra, nel 1947, pertanto quest'anno si festeggia il 65esimo. Ha 2.500 iscritti tra soci effettivi e soci simpatizzanti, è la quarta per numero di soci dopo Fiume, Pola, Rovigno. Apparteniamo alla famiglia di 52 comunità degli italiani sparse a margine del Leopardo, da Capodistria, Isola, la Dalmazia, le isole, tutta l'Istria, logico, 52 che fanno una grande piccola famiglia che si chiama l'Unione Italiana, a questa fondata nei primi anni dopoguerra. La nostra comunità, come tutte le altre, hanno una grande ricca attività per tramite le loro sezioni artistico-culturali. Abbiamo il coro misto, la filodrammatica, che è il fiore all'occhiello della nostra comunità, e addirittura è l'unica della Croazia che fa parte alla FITA, Federazione Italiana Teatro Amatoriale. Insomma, un bel onore. I giovani, lo sport, sezione ricreativa, ricerche e così via.
Insomma, portiamo avanti, come si diceva prima, usi, tradizioni, lingua e cultura di queste terre, della nostra. Parliamo di Stroveneto. Ecco, parliamo di Stroveneto, che se meglio si capiamo anche, e non avevamo nessun problema. A proposito di San Marco, sapevo voi che ero piccolo, ma nel lontano 828 da Alessandria d'Egitto arrivava una barca con le reliquie del martire di San Marco. Una burrasca, un mare pazzesco, li hanno costretti a fermarsi un mago. A portare le reliquie in chiesa, che la visiterei, sarà in piazza, più tardi può finirsi la messa, e il giorno dopo, 2 giorni dopo, serviva il doge assieme al suo seguito per elevare le reliquie del martire, e con tanto di processione dei pescatori, contadini, li accompagnava le reliquie sulla nave, sulla barca del doge nell'828, insomma, erano piccoli, forse nati. E questo qua ci lega naturalmente a Venezia, è un bel ricordo, è un bel legame. Abbiamo scoperto l'altro giorno che Piazza San Marco e Piazza Granda del Mago è sulla stessa latitudine perfetta dei grandi architetti veneziani che hanno costruito praticamente la stessa linea dritta tra Piazza San Marco e Piazza Granda, dove c'è il leone. Più di così? Bene, allora viva Venezia, viva i veneziani, viva noi, viva Umago e viva l'Istria! E viva l'Istria e viva Venezia! A questo punto chiamo la Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana tutta, Floriana Bassanese Radin, a nome di tutta l'Unione Italiana. Adesso dopo Peppino lo dico a tutti, allora io da parte ancora una volta di tutti noi di Umago e naturalmente anche a nome di tutte le nostre comunità vi ringrazio per la vostra presenza, siamo contenti di trascorrere un paio di ore in mattinata con voi, vi auguro una buona permanenza a Umago e in Istria. Anche a Paniatris è un onore grande essere qua dai nostri fratelli istriani, perché secoli e secoli di storia ne ha unito, siamo sempre andati d'accordo e continueremo sempre a essere degli ottimi amici, perché la lingua ne iga e il mar ne unisce. Siamo gente del mar ni altri, se gente del mar vi altri, e gente del mar si capisce. Bravo. Ancora grazie dell'ospitalità e spero che sia un'esperienza che si ripete e noi siamo a vostra disposizione per altre date. Grazie. È un onore a nome di tutta l'associazione che rappresento essere qua. Noi siamo soprattutto giovani che da qualche anno hanno scoperto una storia che è già stata in una nascosta. Noi siamo da lavorare tantissimo sul territorio, molto, perché pensiamo che i veneti abbiano il diritto di riappropriarsi della propria storia, lingua e identità. Perché questi sono valori che ne fa guardare in avanti e ne fa costruire un Veneto nuovo, anche in momenti di difficoltà come quelli che siamo dovuti vivere nella nostra terra. E ricappare un legame che non si è mai stato, diciamo, rotto, ma la storia è un po' lontana, diciamo, ecco, riconquistare questo legame, riunirsi, può soltanto farne del bene, darne ancora più forza, per far tornare magari il Veneto grande come che si sta nella nostra gloriosa storia. Ora l'avvocato Renzo Fogliata. Insomma, dalla 10ª Reggio Augustea almeno in poi, no? Sono vado errato. C'è stato il mare dell'Alto Adriatico, è sempre stato esclusivamente una grande attrazione tra le due sponde. Ci sono stati piccoli eventi della storia, perché nel lungo periodo sono piccoli eventi che hanno creato delle cesure solo momentanee, dopodiché la calamita delle due sponde ricomincia a funzionare. Viva San Marco!